essere. Nel pomeriggio la prima riunione di giunta della nuova amministrazione di Treviso guidata da Mario Conte, assessori al tavolo, decisioni su vari temi tra i quali la sicurezza e il commercio. Nuova sentenza a favore di alcuni azionisti di Veneto Banca. Per la Consob l'istituto di credito stilava falsi profili dei risparmiatori considerandoli tutti abili speculatori. Controlli dei carabinieri del NAS nel mirino di prodotti bio irregolari. In un'azienda dolciaria di San Vendemiano sequestrate 2 tonnellate di farine scadute. Fiamme in un condominio di Vittorio Veneto stamane, il rogo al quinto piano, il panico fra i condomini, tutti evacuati dai vigili del fuoco. Il caos al distretto sanitario di Mogliano dopo il cambio di gestione dei prelievi con infermieri inesperti. Il direttore generale dell'ULSS 2 si scusa, i cittadini hanno ragione, invieremo personale a supporto. Un cantiere edile mai finito per il fallimento di una ditta di costruzione e così per entrare nella sua abitazione una residente di Mogliano è costretta a incredibili percorsi. Grande festa al Fais, borgo di Vittorio Veneto, alle pendici di Col Visentini, abitato da 30 persone. Il piccolo Riccardo è il terzo nato di questa comunità in 15 anni. All'asta da Sotheby's a Londra per 1 milione di sterline il busto del Canova, l'ideale della pace che a lungo rimase sconosciuto, di proprietà per generazioni di una famiglia nobile inglese. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali dunque, l'avete sentito e visto dai titoli, nel pomeriggio di oggi diventa operativa la giunta di Treviso, la nuova giunta di Treviso, la nuova amministrazione guidata da Mario Conte. Dunque da poco si è conclusa la riunione della prima giunta con tutti gli assessori al tavolo. Allora vedo subito il nostro Lucio Zanato davanti a Cassugana con il sindaco Mario Conte. Allora Lucio, a te per capire le sensazioni di questa prima riunione di giunta e anche per capire dal sindaco se ci sono già decisioni operative per molti temi attesi come sicurezza e commercio. Lucio. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3, sono con il sindaco Mario Conte e come dicevamo sin dai titoli il tema preponderante della prima giunta è stata la sicurezza. Sindaco, intanto prima giunta e prime emozioni. Buonasera a tutti, sì, è stata una giunta emozionante proprio perché è la prima, una squadra molto coesa, tanto entusiasmo e tanta voglia di dimostrare che le promesse fatte in campagna elettorale oggi devono cominciare a diventare dei fatti concreti. Ecco, intanto facciamo vedere le immagini che abbiamo girato nel pomeriggio dove mancava un assessore, Gloria Tessarollo, ma lei è sempre giustificata fino mi pare a novembre mi pare. Sì, dal 1° di dicembre entrerà in azione anche la Gloria Tessarollo, comunque è sempre stata aggiornata e lei fa già parte in effetti della squadra. Oggi non poteva esserci perché ricordo che è impegnata con il figlio, quindi attenzione alla famiglia. Attenzione massima alla famiglia. Allora, sicurezza, il tema principale. Sì, principale perché è già stato oggetto di investimenti, abbiamo portato in giunta appunto una delibera che prevede degli investimenti legati all'installazione di 7 nuove telecamere e 2 varchi rilevatori di targhe e quindi un'azione concreta che sfruttando un bando ministeriale che ci dava questa possibilità. Abbiamo deciso di fare anche degli investimenti appunto legati a questo bando, quindi grande attenzione e grande concretezza appunto sul tema della sicurezza. Ecco, per le periferie? Per le periferie ci sono all'interno di questo progetto sono previste ben 4 telecamere nei quartieri San Pelaio, Sant'Antonino, Canizzano e Santa Bona, quindi grande attenzione alle periferie e poi ci sono tanti altri interventi che sono stati oggetto di discussione anche oggi con l'assessore ai lavori pubblici, tanti piccoli interventi che cominceremo fin da subito, che con poco si possono risolvere grandi problemi. Poi avete il grande problema del sottopasso di San Zeno, quello che si allaga sempre, della zona di via Ghirada. Con l'assessore cosa avete pensato di fare? Beh, oggi non è stato, ovviamente non abbiamo potuto toccare tutti i temi del nostro programma elettorale, oggi ricordo era la prima giunta, già nei prossimi giorni affronteremo per esempio la progettualità legata al bando periferie, ci sono delle criticità tecniche che vogliamo affrontare e soprattutto vogliamo ascoltare le istanze dei cittadini che in questi giorni ci stanno arrivando, quindi massima attenzione. Abbiamo invece affrontato l'annoso tema degli alberi che secondo una relazione sarebbero morti ed abbattere, con
con l'architetto Zampesa, assessore ai lavori pubblici, abbiamo deciso di verificare pianta per pianta, perché l'obiettivo nostro è quello di tutelare il verde pubblico e di salvare tutti gli alberi possibili e immaginabili. Abbiamo ereditato purtroppo da un cassetto questa brutta sorpresa legata... Quanti alberi? Ma c'è una relazione che parla di 453 alberi, noi vogliamo verificarli a uno che effettivamente siano in condizioni, cioè tutto quello che possiamo recuperare recupereremo, e stiamo anche cercando di trovare l'immediata sostituzione eventualmente agli abbattimenti che dovremo eseguire. Con l'assessore alla cultura so che ci sono stati diversi movimenti, lei su Facebook oggi ha messo la sua foto che è andata a vedere i magazzini del museo per trovare cose nuove da esporre. Come andiamo con la cultura? Con la cultura molto bene, ovviamente si stanno facendo avanti, e di questo sono molto contento, tutti i protagonisti, le associazioni del territorio, per presentare le loro attività, i loro progetti, le loro idee. Ben vengano, deve essere veramente una cultura partecipata che sfrutti gli artisti del passato per creare gli artisti del domani. Questa è una prerogativa della nostra amministrazione, esaltare molto le realtà del territorio. Già oggi in giunta, tra l'altro anche con l'assessore De Checchi, abbiamo messo dei paletti qualitativi, e anche nelle richieste di patrocinio, che sono arrivate tantissime, punteremo molto alla qualità della proposta. Ecco, Lucio, quindi purtroppo qualcuna verrà anche scartata, però punteremo a garantire quella qualità che Treviso merita. Ecco, l'ultima cosa, invece siamo vicini ai Buranelli, pensate di ripristinare questa festa che l'altra aggiunta ha cancellato? Lei riesce sempre a rovinare le sorprese, credo che la festa dei Buranelli sarà uno degli appuntamenti che tornerà a essere protagonista della città di Treviso. Ecco, sentiamo Lucio, dallo studio, sì, Nicola. volevo solo chiederti una cosa, dopo aver appreso del ritorno della festa dei Buranelli, questione ZTL, commercio, ci sono novità da questo punto di vista? Questione ZTL commercio? Sì, è in programma la settimana prossima un incontro con le associazioni di categoria dei commercianti, perché la partecipazione non deve essere solo uno slogan, ma deve essere reale, quindi noi vogliamo coinvolgere tutti i protagonisti della città e con loro andare a illustrare la nostra proposta, che prevede appunto in alcune fasce orarie della settimana, soprattutto quelle dove oggi la ZTL si sta dimostrando meno efficace, andare allo spegnimento dei varchi elettronici. Le ricordo anche che l'obiettivo nostro è comunque quello di avere una città pedonalizzata, ma vogliamo rivedere completamente questo progetto, partendo dai servizi, dai parcheggi, dal miglioramento della proposta, per arrivare alla chiusura del centro, non come è stato fatto purtroppo in passato, che si è partiti dalla chiusura del centro storico con le conseguenze che abbiamo visto, con fatturati precipitati e la città deserta in tantissime giornate della settimana. Nicola? Grazie, grazie, ecco, questa era l'ultima domanda che volevo fare al sindaco, se non hai altre impressioni, anche perché il tempo sta volando, ringrazierei il sindaco. Grazie. Sì, esatto, io direi che abbiamo già detto tutto, abbiamo anche scoperto carte che tenevamo coperte, comunque abbiamo delle altre carte ancora in serbo, quindi continuate a seguire il nostro telegiornale, perché ogni giorno ne racconteremo una qui da Casugana. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato e al sindaco, quindi abbiamo scoperto insomma quali sono le prime novità, dalle telecamere alla sospensiva del taglio, diciamo, degli alberi per una maggiore analisi della questione alberi, ma anche un incontro prossima settimana dunque con i commercianti per definire la questione pedonalizzazione e ZTL, molte altre ancora che vi racconteremo anche ovviamente domani. Adesso la questione Veneto Banca, con la Consob che si pronuncia a favore di 5 risparmiatori. Secondo i fascicoli interni, per Veneto Banca gli azionisti erano tutti speculatori e quindi consapevoli del rischio che correvano acquistando azioni della Banca di Montebelluna. È quello che è emerso leggendo i profili dei conti correnti stilati dal personale nelle diverse sedi e che in 5 casi sono divenuti prove davanti all'arbitrato del Comitato per l'Economia e la Borsa. 5 nuove sentenze dell'arbitro Consob che dimostrano come Veneto Banca abbia indotto in errore i risparmiatori e abbia appunto causato loro un grave danno patrimoniale. I risparmiatori venivano classificati come persone dall'elevata conoscenza in materia finanziaria e dall'elevata
propensione al rischio. Questo naturalmente non rispondeva al vero e l'arbitro Consob lo ha appunto dichiarato in queste 5 sentenze, con le quali appunto Veneto Banca è stata condannata a risarcire i danni sofferti dagli azionisti. Sentenze che serviranno in sede penale quando a Treviso si aprirà il processo ai vertici della Banca di Montebelluna, ma che intanto permettono a 5 risparmiatori di andare a battere cassa da Banca Intesa. Banca Intesa ha acquistato Veneto Banca e di conseguenza è responsabile dei danni cagionati da Veneto Banca e deve saldare i debiti di Veneto Banca. Avvocato più che mai convinto che alla fine i risparmiatori in qualche modo verranno risarciti, considerando il fuoco di fila di sentenze tutte a loro favore. È notizia proprio di questi giorni che il 6 giugno 2018 il giudice di Venezia, in una causa intentata da un risparmiatore nei confronti di Veneto Banca, ha chiamato in causa non solo Banca Intesa ma anche la SGA. E per chi non ricordasse, la SGA è la società di gestione di attività che ha in carico i crediti deteriorati delle banche venete. Patrimonio, se recuperato, comunque ad appannaggio prima dello Stato, come risarcimento dell'operazione di acquisizione di 112.000 debiti sostanzialmente inesigibili per un valore complessivo di 18 miliardi di euro. La cronaca che ci porta a parlare del blitz dei carabinieri del NAS nel mirino, i prodotti biologici. Una montagna di alimenti scaduti. Sono quelli scoperti nel triangolo Treviso-Belluno-Venezia dai carabinieri trevigiani del NAS già solo nei primi 6 mesi di questo 2018. L'ultima operazione, ma solo in ordine di tempo, riguarda il business del biologico. In una grossa ditta dolciaria di San Vendemiano, con 2 tonnellate di farine biologiche scadute confuse nel magazzino di approvvigionamento, accanto ad altro materiale alimentare assolutamente in regola con le norme vigenti. Una pratica purtroppo non occasionale in tante nostre aziende del settore, sottolineano i vertici del NAS trevigiano. I nostri imprenditori sembra non guardino la data di scadenza come a Marino di Piave, dove in un grande magazzino di distribuzione all'ingrosso in febbraio sono stati sequestrati 3.309 contenitori tra bottiglie e fusti di alcolici e bevande analcoliche, alcune scadute da oltre un anno. In questo caso non solo avrebbero fatto finta di scordare la data di scadenza, ma anche truffato gli acquirenti, mettendo in vendita 258 confezioni di olio d'oliva extravergine, cancellando e riscrivendo la data di scadenza. E ancora, a gennaio, in un'azienda dolciaria del Monte Bellunese, sono state 140.000 le confezioni sequestrate di alimenti scaduti e tutti, come per le precedenti operazioni, portati immediatamente alla distruzione. Sono solo 3 delle oltre 1.000 operazioni messe in atto dai carabinieri del Sant'Artemio, un nucleo di 30 professionisti chiamati in questi giorni a controllare le filiere dei prodotti bio e che hanno permesso di scoprire nel Trevigiano le 2 tonnellate di farine scadute che vanno a sommarsi alle altre 98 tonnellate di falsi bio scoperte dai carabinieri nel resto d'Italia. Ed ora Vittorio Veneto, la paura questa mattina per l'incendio scoppiato al 5° piano di un condominio. Le fiamme sono divampate in pochi secondi avvolgendo l'appartamento al 5° piano di via Largo Felice Cavallotto lungo il centralissimo Viale Italia. Paura all'alba nel cuore di Vittorio Veneto, l'incendio è scoppiato in un'abitazione del condominio Quadrilatero all'ultimo piano. Lo stabile è stato immediatamente evacuato per motivi di sicurezza. A dare l'allarme alcuni vicini che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate diverse squadre da Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, con una 15ina di uomini che hanno lavorato per diverse ore. La zona è stata transenata per permettere le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto si è portata anche un'ambulanza del SU 918 per ogni eventualità, anche se nell'incendio non si sarebbero registrati feriti. Ho sentito solo le sirene, 2 sirene di pompieri che arrivavano a circa verso le 6, però si sono fermate qui e poi sempre continuamente un gruppo elettrogeno, una pompa che funzionava finché mi sono alzato verso le 8 e stavano ancora bagnando l'appartamento. In tarda mattinata sono stati fatti rientrare alcuni residenti o lavoratori dei vari uffici. C'è un autorizzato rientro all'interno degli uffici, sì, è tutto quanto disponibile, tutto quanto accessibile, a parte l'ultimo piano. L'appartamento dove è scoppiato l'incendio è inagibile ed è stato chiuso. Il sindaco di Vittorio Veneto, avvertito subito di quanto accaduto, sta attendendo ora le verifiche e gli accertamenti. Speriamo che la cosa possa poi chiudersi velocemente con i lavori di sistemazione dell'immobile. È chiaro che finché non avremo dati ufficiali da parte dei vigili del fuoco restiamo in attesa, sapendo che ovviamente l'appartamento, quello sicuramente sarà inagibile. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma l'incendio, quasi sicuramente accidentale, si è sviluppato nella camera dell'abitazione dell'anziana che vive da sola, subito accompagnata al sicuro dai vicini che hanno dato poi l'allarme.
Abbiamo raccontato ieri del caos al distretto sanitario di Mogliano Veneto dopo il cambio di cooperativa che gestisce i prelievi con una nuova gara d'appalto e evidentemente un personale non preparatissimo, comunque nuovo del posto di lavoro, problemi che sono riscontrati anche oggi e non solo a Mogliano ma anche in altri distretti. Stamane il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana ha chiamato in diretta, è intervenuto in diretta alla Voce del Mattino anche per scusarsi con gli utenti. Sentiamo. Ieri a Mogliano, al distretto sanitario, la rabbia dei cittadini che hanno dovuto attendere non poco per poter effettuare il prelievo. A creare il problema è l'arrivo di nuovi infermieri alle prime armi che hanno di fatto mandato in tilt il sistema con code e ritardi. Situazione, ci segnala un cittadino, che questa mattina si è ripetuta. A quanto pare il problema da Mogliano però si sta allargando anche in altri comuni dove le lamentele non sembrano mancare. Questa mattina la trasmissione La Voce del Mattino ha chiamato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ha subito detto: i cittadini hanno ragione. Abbiamo chiamato la cooperativa, il presidente del consorzio Vision ieri, gli abbiamo detto appunto di mettere del personale esperto e di fare 4 postazioni, cioè di aumentare il numero di postazioni per fare i prelievi. Il problema è nato con l'arrivo della nuova cooperativa che dal 1° luglio gestisce il settore prelievi. A Mogliano sono arrivati ben 3 infermieri alle prime armi. Le conseguenze sono state evidenti. La situazione era prevedibile, commenta Paolino Barbiero della CGIL, ospite in studio. Quando si è saputo che una parte di queste persone non avrebbero accettato le condizioni del nuovo consorzio, noi tra l'altro, io personalmente avevo chiamato l'URP dicendo: state attenti che potrebbero esserci queste situazioni di criticità. Allora, perché dobbiamo sempre intervenire quando abbiamo il problema? La risposta di Benazzi è immediata. Ha ragione Barbiero, c'è poco da dire, ha ragione, nel senso che il consorzio doveva avere l'accortezza di mandare persone che avevano abilità. Noi ci fidiamo del personale che ci viene proposto, salvo prova contraria, che sono professionisti e hanno la laurea in infermieristica e dovrebbero avere queste capacità di poter appunto lavorare dal primo giorno. A Mogliano dovrebbe essere arrivata un'infermiera direttamente da Borgocavalli con grossa esperienza nel campo dei prelievi e si spera che prima di arrivare ad una situazione critica come questa, negli altri distretti si corra presto al riparo. Novità importante per il Tribunale di Treviso. Il prefetto di Treviso Laura Lega e il presidente del Tribunale Aurelio Gatto hanno sottoscritto infatti oggi il protocollo per l'utilizzo del processo civile telematico. Dato il notevole flusso di dati fra i 2 uffici relativo prevalentemente ai procedimenti di opposizione alle ordinanze di ingiunzione, con il protocollo sarà possibile per la Prefettura effettuare telematicamente il deposito degli atti e degli allegati con la facoltà di consultare il fascicolo da remoto. Sarà inoltre possibile per il personale della Prefettura estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti o dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici e attestare la conformità delle copie estratte agli atti contenuti nel fascicolo informatico. Insomma, un sistema per velocizzare quello che è la giustizia civile che, come sappiamo, ha numerose lacune proprio riguardo alla velocità, alla lentezza delle sue operazioni. Adesso il decreto dignità del governo, che come sappiamo ha fatto rivoltare le categorie economiche anche trevigiane in questi giorni, ma anche il sindacato non è d'accordo, comunque critica l'operato del governo. Sono in arrivo una pioggia di critiche al decreto dignità. Dopo l'approvazione definitiva del testo del provvedimento, con le novità su fisco e lavoro, arrivano le prime reazioni da parte delle imprese e dei sindacati. Allora, un'analisi nostra è che questo decreto non porta a nulla di cui ne avevamo bisogno. Questo territorio, i contratti a termine, stanno iniziando a essere utilizzati dalle imprese, al contrario tagliare o ridurre i contratti a termine ci fa pensare che sia favorevole maggiormente alle agenzie interinali. Tra le novità sono i contratti a tempo determinato ad essere stati oggetto di profonde modifiche, sia per la loro durata che per il loro rinnovo. E poi c'è il tema dei voucher, un errore non averli introdotti nel decreto per il sindacato. Sia per le famiglie sia in agricoltura c'è la necessità di avere delle forme contrattuali che permettano anche alle imprese, oltre che ai lavoratori, a lavorare in regola.
La reintroduzione delle clausole sui contratti a termine e all'aumento del costo di lavoro è un passo indietro secondo l'Associazione dei commercianti, chiari gli aspetti che preoccupano di più. Le preoccupazioni principali delle aziende sono la reintroduzione delle causali giustificative, che sono un adempimento burocratico e farraginoso che complicherà la vita nelle aziende e renderà difficile l'assunzione di nuovi giovani. Il tutto con il rischio che la lotta al precariato si trasformi in un boomerang che porti all'incremento del fenomeno del turnover. Ed è proprio per questo che le reazioni sono su tutti i fronti fortemente critiche. Le aziende sono molto preoccupate, a cominciare dalla Lando Supermercati, con 15 unità in Veneto, 3 delle quali in provincia di Treviso. Con il ripristino delle causali si creeranno grossi problemi all'organizzazione aziendale, aprendo la strada a possibili vertenze coi lavoratori e conseguenti tempi e maggiori costi. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, la cronaca che ci porta a Giovare del Montello con il 55enne condannato per aver sparato e ucciso al suo cane. Due colpi ravvicinati che svegliarono l'intero quartiere ad allertare i carabinieri propri residenti di Giovare del Montello. Quando i militari arrivarono nella via trovarono un cagnolino meticcio in un lago di sangue, ucciso con 2 colpi di fucile dal suo proprietario. Addosso l'uomo 55enne aveva ancora la cintura con i proiettili. I fatti risalgono al 2015. Per lui era scattata la denuncia per maltrattamento di animale e per utilizzo in maniera impropria dell'arma da fuoco in una zona abitata. L'uomo è stato condannato a 2 mesi di reclusione. Il pubblico ministero ne aveva chiesti 6 di mesi. Il giudice è stato un atto di crudeltà. L'uomo avrebbe tentato di giustificare il suo atto spiegando che il cagnolino era diventato aggressivo e che continuava a scappare di casa. Il legale dell'uomo ha annunciato il ricorso. Il ladro di biciclette che ha imperversato in questi tempi a Castelfranco è un 50enne senza fissa dimora. Lo hanno scoperto i carabinieri, che invece a Mogliano hanno bloccato uno scippatore. Si è giustificato raccontando che quel suo piccolo business gli garantiva la sussistenza, ma non è bastato a evitargli la denuncia. 50 anni, italiano, senza fissa dimora, e una raffica di biciclette rubate in tutta la città e poi rivendute. Era lui il ladro che aveva messo a segno numerosi colpi a Castelfranco, noto nelle piazze del paese. Si impossessava con l'abilità delle 2 ruote, da donna o da uomo, piazzandole poi per poche decine di euro nel mercato delle bici rubate. I carabinieri, che sono giunti a lui grazie alle numerose segnalazioni su Facebook e alle videocamere di sorveglianza, sono convinti che in realtà la rete dei ladri sia molto più ampia, per questo l'indagine non è conclusa. Solitario invece è il 25enne italiano, ma di origine magrebina, che il 24 giugno scorso aveva scippato la borsa di una signora dal cestino della bici a Mogliano Veneto ed era svanito nel nulla nonostante le urla della vittima. Anche questa volta sono state le telecamere a incastrare il responsabile, denunciato dai militari. Restiamo a Mogliano. Si può essere prigionieri per anni di un cantiere mai completato, tanto da dover entrare in casa passando per un terrazzo? Sì, si può, se lo chiedete a una residente di Zerman. Ecco, questa è l'entrata di casa mia, dovrebbe essere l'entrata di casa mia. Serena Barbiero è da 7 anni prigioniera di un cantiere. In quella che dovrebbe essere l'entrata di casa sua, oggi le piante sono cresciute a dismisura. Il passaggio che gli dovrebbe garantire l'accesso nella sua abitazione è ostruito dal 2009, anno in cui è stato avviato il cantiere affidato ad una cooperativa e a una ditta di costruzioni che nel frattempo è fallita. Per entrare in casa, Serena è costretta ogni volta a passare nella casa confinante dei genitori. Un'odissea giornaliera per riuscire ad entrare dalla terrazza. Adesso vi mostro il percorso che ogni giorno devo fare per entrare a casa mia. Io ad ogni ora del giorno devo passare sempre per casa dei miei genitori per accedere a casa mia. Accedo tramite il salotto dei miei genitori, passando per una terrazza e entrando nella mia zona notte, in quella che dovrebbe essere la mia zona notte. Oltretutto io con il lavoro che faccio ho degli orari in cui posso disturbare effettivamente i ritmi dei miei genitori. Doveva essere un disagio temporaneo, invece per effetto dei lavori mai completati si è trasformato in un incubo. Da qui la decisione di rivolgersi ad un avvocato per ottenere giustizia con una diffida.
Siamo in una situazione a dir poco paradossale, un'ingiustizia conclamata e certo non possono essere le pastoie di un fallimento che possono impedire l'accesso alla propria abitazione. Abbiamo inviato una diffida alla curatela e anche alla concessionaria, alla proprietà. La diffida dell'avvocato forse potrà sbloccare la situazione. Ad onore del vero c'è già stato un contatto da parte della curatela, la quale ha dato la sua disponibilità a risolvere la questione. Attendiamo che dalle parole si passi ai fatti. Intanto a protestare si sono uniti anche molti residenti del quartiere che hanno presentato petizioni per la conclusione dei lavori. Da una protesta a una festa, la festa di un borgo particolare di Vittorio Veneto alle pendici del Col Visentin, dove abitano, pensate, appena 30 persone, o meglio 31, perché si è aggiunto da poco il piccolo Riccardo, che è il terzo bimbo venuto alla luce in questa comunità in 15 anni. Io e mia compagna siamo i due più giovani, poi c'è un signore abbastanza giovane che abita in un altro borgo con due ragazzine cresciute rispetto ai miei due figli, sicuramente sì, sono adolescenti, ecco, e dopodiché ci sono prevalentemente adulti, per non parlare di anziani in pensione chiaramente. Li chiamano i temerari di Fais, quelli che per amore di questi posti non mollano mai. Anzi, come Leonardo e Donatella, le radici le piantano ancora più a fondo, mettendo al mondo Riccardo, che da qualche giorno e dopo 15 anni è diventato il 31esimo componente di questa comunità, aggrappata, è il caso di dirlo, al Col Visentin, e che ogni giorno, a parte quando le nuvole coprono tutto, hanno il privilegio di guardare dall'alto i cittadini di Vittorio ed in genere della piana trevigiana. Il loro è un orgoglio tutto montanaro d'anima, dedicato alla natura, perché se non la ami profondamente, qui non ci rimani. Tutti quelli che sono cresciuti qui nei decenni scorsi sono scesi in quanto nessuno amava il posto appunto da sacrificarsi per andare su e giù ogni giorno. Leonardo e Donatella invece no, loro il viaggio l'hanno fatto al contrario. Avrei preferito inizialmente il Cansiglio perché lo conoscevo meglio, però una volta che ho conosciuto anche questo posto, questi borghi e questi luoghi me ne sono innamorato. Una scelta di vita per loro e ora anche per Riccardo. Oltre 3 kg, nato a Belluno, è il segno di una montagna che non vuol morire. Ecco perché questa nascita fa notizia in un mondo dove stanno vincendo la comodità e la virtualità. Un bimbo che avrà poco internet ma molti prati, pochi amici ma molto fidati. Ed è un segno, come dice suo papà, che si può fare. Io dico sempre, tutto è fattibile. Nella vita qualsiasi ostacolo si può superare, basta la volontà. E allora, guardando questo orizzonte, queste case immerse nel verde, ma anche i sorrisi sereni dei temerari di Fais, non resta che accettare la sfida che papà Leonardo lancia a tutti i giovani. Oltre al mio contributo sarebbe gradito anche il contributo di altri giovani che venissero a vivere e aumentare la popolazione. Adesso l'arte, o meglio il mercato dell'arte all'asta da Sotheby's, che è la più grande, più importante e famosa casa d'aste al mondo a Londra, con una aspettativa di realizzo da parte della casa d'aste di almeno 1 milione di sterline. Parliamo del busto femminile raffigurante l'ideale della pace che Antonio Canova scolpì nel 1814 in un unico blocco di candido marmo per l'amico John Campbell, colonnello inglese poi divenuto Lord Cawdor, esposto 200 anni fa alla Royal Academy di Londra, che è poi tornata alla luce in tutta la sua elegante bellezza e perfezione esecutiva, prima appunto di essere offerto a Londra da Sotheby's, una scultura che appartiene alla celebre serie di teste ideali di Canova, che fu donata dall'artista appunto all'amico Lord Cawdor e che per una singolare caso del destino rimase per 5 generazioni della famiglia Cawdor, ma nel corso del tempo la identità del suo autore, anche se può sembrare incredibile, si perse, per cui solo a seguito di una lunga ricerca recente la scultura è stata restituita al corpus delle opere di Canova ed è appunto sbarcata da Sotheby's con un'aspettativa di 1 milione di sterline di realizzo da parte della casa d'aste. È davvero tutto, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, però prima vi ricordo 20 e 10 con un tema molto scottante che riguarda
le banche e peraltro per nulla conosciuto, cioè la nullità di tutte le fideiussioni sancite dalla Cassazione. Ne parliamo con l'avvocato di diritto bancario Paolo Quaggetto fra pochissimo e l'economista Francesco Pontelli. È davvero tutto, allora vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Tempo via via più instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 5 luglio. Sul Veneto al mattino qualche rovescio, solamente sul Bellunese, ampio soleggiamento invece sui restanti settori. Col passare delle ore temporali frequenti anche altrove, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qualche acquazzone al mattino soltanto sui settori alpini, spazi soleggiati in più invece altrove. Dal pomeriggio peggiora un po' ovunque con fenomeni localmente anche moderati, ma migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo spiccatamente instabile sulla nostra regione con rovesci e temporali piuttosto frequenti, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni in cessazione comunque entro la serata. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.